Euroregione News. Gemona, dalle macerie rinasce lo sport. Comunità Sportiva Europea 2019. Sindaco di Gemona del Friuli, Paolo Rubani, ricevuto l'attestato a Roma dal presidente del CONI. Qual è stato il punto di forza del progetto? La qualità o la quantità? Ma direi soprattutto un discorso di qualità, perché naturalmente al di là dei numeri che sicuramente sono quadruplicati o quintuplicati delle presenze sul territorio, a mio modo di vedere noi abbiamo puntato sugli sport di nicchia e sul fatto di mantenere una linea di sport di fare all'aria aperta e di tipo ambientale. Quindi il progetto ha puntato sulla qualità, anche sulla sostenibilità ambientale, ha puntato sulle scuole, sull'Università di Scienze Motorie in particolare, ma anche sul diffondere sulle scuole, però sempre puntando a una nicchia di mercato, ben sapendo che questi sport che vengono qui praticati non sono sport di massa, ma sono sport che hanno una nicchia di sostenitori, di appassionati, che però per noi naturalmente sono numeri confortanti visto i risultati che poi abbiamo avuto. Diciamo che in questi anni noi non possiamo dimenticare che il nostro primo testimonial è stato Oscar Pistorius, al di là poi delle sue vicende personali che lasciamo naturalmente al giudizio di altri e soprattutto alla pietà umana, però voglio dire, lui sicuramente è stato per noi un veicolo promozionale come non ci sono poi stati altri, perché naturalmente in quel momento in cui partivamo avere un testimonial di questo tipo ci ha fatto conoscere in tutto il mondo e ci ha fatto anche conoscere a una sfera non solo di sportivi ma anche di atleti diciamo così non normodotati che naturalmente hanno frequentato questi territori e che poi appassionati ci sono ritornati. È chiaro che poi Nicole Fedele, che è stata più volte campionessa del mondo di parapendio di volo libero, ha fatto sicuramente la sua parte per quello che riguarda questi sport, così come Alessandro De Marchi per quello che riguarda il ciclismo e Daniele Pontoni per quello che riguarda la mountain bike, e ancora naturalmente Wade Van Niekerk, che è il primatista mondiale dei 400 metri, che ha vinto la medaglia 2 volte recentemente ai mondiali sia di Seul sia poi anche a quelli di Londra, che quindi naturalmente hanno fatto decollare questo progetto. Io vorrei ricordare però anche Adam Ondra, che è un arrampicatore cecoslovacco e che naturalmente ci ha fatto anche veicolare un messaggio promozionale su quella nicchia che oggi abbraccia non solo Gemona ma anche Vergennis, anche l'Alta Carnia e quindi anche a tutto il territorio di Sportland. Quindi diciamo abbiamo avuto una serie di atleti che in questi anni naturalmente hanno fatto da veicolo promozionale e credo sia stata anche una gratificazione per loro, oltre che per noi. Ormai con il Sudafrica il rapporto è consolidato, li avremo anche nei prossimi anni e noi dovremo cercare anche attraverso questa nuova onorificenza di far veicolare sempre di più un messaggio non solo di sport ma anche di qualità ambientale, che ormai naturalmente fa anche la differenza nel mercato anche sportivo. Qui abbiamo 15 amministrazioni comunali che di fatto si sono messe insieme, che vanno da Tolmezzo, da Vergennis, quindi dalla Carnia, fino a Moso nella Val Canale, Canal del Terro, ma giù fino al Tarcentino, quindi diciamo abbraccia tutta la pedemontana e la zona montana e tra l'altro include anche il lago dei 3 comuni e quindi diciamo così per uno sportivo e per un appassionato che arriva qui ha anche la possibilità di scegliere fra diverse discipline, no? Quindi tra una ventina di discipline che hanno in comune solo una cosa, quelle che si svolgono all'aria aperta. Quindi diciamo che è un progetto sportivo che ha fatto della qualità ambientale uno dei suoi punti di forza e noi speriamo di continuare con i risultati che abbiamo avuto in questi anni e anche nei prossimi anni, perché vorrebbe dire che naturalmente il ritorno economico sarebbe per tutto il territorio una cosa molto positiva. Da Gemona del Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.